Appassionati di futsal, buon pomeriggio e buon anno da Antonio Iozzo, benvenuti alla Palla di Fiore per Lido di Ostia, Feldi Eboli, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Scucchiaiata, Rocia con il destro al volo! Raul e Rocia, 1-0 Lido, alla prima conclusione si sblocca il match e avanti la squadra di Maurizio Grassi. Gattarelli recupera il pallone, lo gira sulla destra, Motta prova ad andarsene, Motta! 1-2 terrificante del Lido, 11 gol per Motta in campionato, il raddoppio dei ragazzi di Grassi. Doppio vantaggio per i ragazzi di Grassi che gestiscono alla grande. Cutrupi, grande azione, Barra in mezzo, non arriva Cutrupi. Pronto Motta con il mancino, Motta, Lion con il piede, il pallone si impenna. Barra perde il pallone, attenzione, la conclusione, chiede il gol Bissoni, episodio da rivedere. Motta, Rocia, gran palla per Gattarelli, Gattarelli, Lion a chiudere lo specchio. Tresse in avanti, Fornari in aria, si gira, un gol da pivot vero, un gol da campione. La Feldi accorcia le distanze, 2-1 a 4 primi e 11 secondi dall'intervallo. Perde il pallone, allora riparte Ercolessi, pensa al mancino, la prova di punto in angolo. Ercolessi, il possesso dei campani, Ercolessi in mezzo, il palo di Bagatini. Si ricomincia, primo possesso per il Lido, Renghifo, Motta. Pressato da Romano, se ne va Motta, gran giocata, Motta avanza, Motta fa tutto da solo, Motta, Lion in calcio d'angolo. Rocia, Renghifo, pallone di ritorno perfetto, Renghifo si scatena, Renghifo se ne va, poi sbatte sul Lion. E allora a chiedere il calcio di punizione è stata la Feldi che batte l'angolo, cercato Tres, si accentra, vuole il mancino di punto, ma che parata ha fatto! Gattarelli sulla destra, Cutrupi centralmente Esposito, vuole chiudere il triangolo, perde il pallone Lido, Fornari! La doppietta del numero 9, 2-2, parità ristabilita al settimo del secondo tempo. Si lotta in mezzo al campo, vince la Feldi, riparte Bagatini, se ne va, poi chiusura di Renghifo, possibile 2 contro 1 per il Lido. Barra, se ne va Barra, mette in mezzo, scivolata strepitosa, fenomenale di Bagatini. Bissoni, ancora Boaventura, Bissoni, la conclusione, anzi è un assist per Tres che ribalta la partita. La Feldi mette la freccia e passa a condurre per 3-2. Esposito, Motta sulla destra, Esposito, Lutta, Rocia centralmente, Motta perde il pallone, Fornari con la porta vuota, cala il poker, la tripletta di Jader Fornari, 4-2, Feldi Eboli. E poi lancia verso Bissoni che la può chiudere in maniera definitiva, aspetta Fornari di punto in angolo. Esultano i tifosi della Feldi, arriva la sirena, termina qui il match. La Feldi Eboli in rimonta espugna il Palla di Fiore battendo il Lido per 4-2 grazie alla tripletta di uno straordinario Jader Fornari.